È ufficiale, Mantova condannato ai play-out, fatale la sconfitta per 3-2 contro la Pro Patria, biancorossi in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine, poi raggiunti a causa di una papera di festa e superati nel finale. Buonasera e benvenuti all'edizione domenicale di Mantova Notizie. Oggi nell'ultima giornata del campionato di seconda divisione arriva la condanna per il Mantova ai play-out. Fatale la sconfitta per 3-2 contro la Pro Patria, biancorossi in vantaggio fino a 10 minuti dalla fine, poi raggiunti a causa di una papera del portiere Festa e superati nel finale. Il nostro inviato Nicola Antognetti. Mantova in campo a Busto Arsizio per la partita che decide un'intera stagione. Sia i biancorossi che i bustocchi della Pro Patria hanno entrambi bisogno di vincere per inseguire diversi obiettivi di classifica. Nei primi minuti è il Mantova a tentare di fare la partita, passaggio di 5 per Pietri Biasi, tiro pronto ma altrettanto pronta è la risposta di Andreoletti, il portiere della Pro Patria. C'è un tiro di Serafini pochi minuti dopo che finisce a lato di poco senza impensierire affatto Festa. Poi al 22esimo il gol della Pro Patria con Giannone che scavalca con uno splendido tiro a giro il portiere del Mantova. Terzo gol in 2 partite di Giannone contro il Mantova. Biancorossi che provano a reagire, uscita sbagliata del portiere, pallonetto di Pietri Biasi e palla che finisce di pochissimo a lato, ma il pareggio nell'aria, cross di 5 e bel colpo di testa del Condor di Schio che trova così il gol dell'1-1 per il Mantova. Arriva anche la notizia che l'Entella sta battendo 3-0 il Rimini, quindi per la Pro Patria sfuma il sogno dei playoff, ma i bustocchi continuano a premere, bella parata di Festa su un tiro di Cozzolino. Ancora Mantova con Pietri Biasi fa tutto bene, poi svirgola al momento buono fallendo l'occasione per il 2-1. Ancora Pro Patria prima del riposo, tiro di Giannone, Festa si distende ed è via in corner. Si va al riposo con il Mantova e la Pro Patria sull'1-1. 0-0 nel frattempo a San Bonifacio tra San Bonifacese e Bellaria, colpo di testa di 5, palla deviata in angolo dal portiere della Pro Patria. A bordo campo soffre il presidente Bruno Bompieri. Pochi minuti dopo calcio di rigore, fallo di Andreoletti su 5, batte Pettarin, spiazza il portiere, 2-1 per il Mantova. I biancorossi vedono sempre più vicina alla salvezza anche perché è ancora 0-0 il risultato tra San Bonifacese e Bellaria. Ma pochi minuti dopo il Mantova rimane in 10, secondo giallo per Bertin che trova così anzitempo la porta degli spogliatoi. La Pro Patria comincia a premere, una buona occasione Mora, ma non riesce ad agganciare e la difesa del Mantova riesce a spazzare. Pochi minuti dopo, altro bel tiro da fuori area di Brucini e Festa devia in corner. Nel frattempo il Bellaria è passato in vantaggio, Viviane una palla buona ma calcia abbondantemente a lato. Altra occasione per la Pro Patria con Pantano che calcia alto di poco sopra la traversa. Ma a 10 minuti dal termine la beffa per il Mantova arriva ed è una beffa davvero amarissima. Tiro innocuo di Giannone, la palla sfugge dalle mani di Festa e rotola mestamente in rete. 2-2 per il Mantova che si trova a questo punto invischiato in piena zona play-out. Pochi minuti dopo la Pro Patria potrebbe chiudere, c'è una parata di Festa, segna Serafini di testa, ma l'arbitro annulla per un giusto fuorigioco del numero 9 Bustocco. Ma in pieno recupero arriva la rete di Comi da poco entrato che segna così il gol del 3-2. La Pro Patria fallisce l'aggancio ai play-off ma condanna il Mantova ai play-out. Dal 20 di maggio si dovrà affrontare il Lecco per cercare di iniziare una scalata ad una salvezza che sembra molto molto difficile. Parleremo di questa batosta per il Mantova questa sera alle 22:10 nella puntata del nostro settimanale Tribù Biancorossa. In studio con Nicola Antognetti, il responsabile del settore giovanile del Mantova FC Claudio Turella e il presidente del circolo Gianni Brera Marco Iridile. Potete intervenire in diretta chiamando lo 0376 24 63 20 o lasciando un messaggio sulle pagine Facebook di Tribù Biancorossa o di Mantova Football Club.